Non mi funziona questo. Non si, cioè, è connessa ma non si attiva l'audio qua. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento mattutino di Confesercenti del Veneto Centrale dal titolo Un caffè con, dedicato ai distretti del commercio. Vedete già collegati con noi gli ospiti di oggi, i numerosi ospiti di oggi, e alcuni poi ci verranno appunto, si inseriranno dopo perché hanno avuto qualche difficoltà di collegamento. Ve li presento subito. Abbiamo innanzitutto Alessandra Bergamin. Ciao Alessandra. Ciao, ciao. Alessandra Ciao Ivan. Bergamini, ovviamente il manager del distretto. Oggi parliamo del distretto di Noventa Padovana e Stra. Poi abbiamo Luca Pasin. Salve Luca. Buongiorno a tutti. Luca Pasin, oltre ad essere appunto commerciante di Salus Caffè, è appunto anche un delegato di Confesercenti molto attivo in Noventa Padovana, così come Nicoletta Libardi. Buongiorno Nicoletta, che tra l'altro è anche presidente dell'associazione Vetrine che c'è sempre a Noventa Padovana. Buongiorno Nicoletta. Le vediamo proprio collegate anche dall'esterno del bar, e con noi abbiamo anche, eccolo qui, vediamo se riusciamo a... abbiamo Riccardo Franceschi. Salve Riccardo. Ecco, si stanno ancora sistemando i nostri ospiti, e Andrea Camporese che si sta collegando in questo momento. Salve Andrea Camporese. Andrea Camporese che è consigliere delegato a Noventa Padovana sempre per quanto riguarda le attività produttive. Ecco, questi sono gli ospiti di oggi. Oggi abbiamo qualche difficoltà di collegamento, però capita, questo appunto è il bello della diretta. Alessandra, intanto vorrei iniziare subito da te, anche per dare un po' quello che è il quadro del distretto di cui parliamo oggi, appunto Noventa Padovana e Stra. È un distretto, è un'area interessantissima questa, perché si trova alle porte della grande città, però non ha perso l'identità che è più vicina a quella di una piccola città, di un paese, di un grande paese. Il distretto sta lavorando per metterli assieme di fatto questi due territori, che sono anche abbastanza uniti da un punto di vista geografico. Comunque come tutte, insomma, come tutti gli altri territori di qualsiasi parte d'Italia e del mondo in questo momento, è evidente che ci sono delle oggettive difficoltà legate al momento storico che stiamo vivendo. Però vedo anche dei segnali, tutto sommato, intanto di resistenza / resilienza, ma anche di incoraggiamento e di positività verso il futuro. Io so che Andrea Camporese ha poco tempo, Ivan, mi permetto di segnalartelo, magari. Certo, allora approfittiamo subito appunto del lancio che ci ha dato Alessandra, andiamo quindi da Alessandro Camporese. Andrea, una realtà questa appunto di, come diceva Alessandra, molto vicina a Padova, però diciamo vive, l'abbiamo perso in questo momento, vediamo se si sta ricollegando, ecco qua. Andrea mi sente? Andrea? Sì. Eccomi qua. Sì, ecco, sì, una realtà questa, diciamo, anche dal punto di vista commerciale che appunto che è Noventa Padovana, molto attiva, e nonostante queste difficoltà anche di questo brutto anno c'è stata molta coesione anche grazie proprio ai distretti voluti da Confesercenti. Sì, noi abbiamo cercato di fare rete insieme a tutte quante le attività commerciali di Noventa per stare vicino alle nostre attività, cercando di fare opportunità di tutto quello che stiamo vivendo. Abbiamo fatto diverse iniziative, anche qui a Natale, l'attività del buoni shopping. Adesso abbiamo in mente di fare altre attività nel periodo estivo. Tutto dovuto
a questo momento che stiamo vivendo, però adesso le attività della ristorazione hanno riaperto, dunque con questa possibilità di fare all'aperto la ristorazione siamo venuti incontro a tutti per poter dare il massimo del nostro supporto. Faremo un'attività a settembre legata al commercio, legata a commercio e cultura, proprio perché fa fare sinergia con tutti. Certo, ecco, diciamo che si spera che il peggio sia passato, ecco, anche dal punto di vista delle attività della ristorazione in particolare, avete una situazione, diciamo, ci sono state persone che hanno dato segnale che chiuderanno l'attività oppure stanno cercando di resistere per mantenere ovviamente la propria attività in essere? No, al momento segnali di chiusura di attività della ristorazione non mi risultano che non ci siano. Abbiamo cercato proprio di venire incontro dando anche a tutti quanti la possibilità di ampliare il posto esterno, anche in strada, su qualche... Ecco, abbiamo il segnale di Andrea Camporese che purtroppo va e viene. Comunque abbiamo capito, Alessandra, se non ho sbagliato, che da parte dell'amministrazione c'è cercato di fare di tutto per venire incontro, appunto dando anche più spazio, soprattutto a quelle attività che ancora oggi appunto sono limitate nel loro esercizio. Per parlare di questo, infatti, abbiamo anche Luca Pasin, che appunto, oltre ad essere delegato di Confesercenti, conosce molto bene la situazione di Noventa Padovana ed è, diciamo, uno dei più attivi commercianti, diciamo, e che portano avanti anche quelle che sono le iniziative e le istanze dei commercianti. Sì, allora di nuovo buongiorno a tutti, ma io poi credo sia anche un po' caratteriale, io cerco sempre di guardare, di essere positivo e come associazione di categoria stiamo proprio cercando anche di dare il sostegno a quelle aziende che in questo periodo giustamente hanno fatto quella formazione che è indispensabile per restare al passo. Allora, io credo che, come è successo per l'11 settembre, che ha creato un modo di viaggiare completamente diverso da prima, il Covid ha segnato una pietra miliare e ci sarà un cambiamento, quindi quella normalità che eravamo abituati a vivere non sarà più la normalità del post-Covid. Una volta metabolizzata questa trasformazione, però bisogna cercare di essere positivi. Quindi come associazione di categoria credo che il sostegno sia assolutamente fondamentale per poter adeguarsi ai nuovi sistemi. Come gruppo di commercianti dobbiamo cercare di fare tesoro di questi mesi che hanno visto le piccole attività, purtroppo molte chiuse dovute ai DPCM, poi possiamo ragionare, ma già lo fanno i network sul sì, sul no, ma sono tutte poi, secondo il mio punto di vista, polemiche sterili. Noi dobbiamo analizzare quella che è la realtà. La realtà ci dice che le piccole attività del territorio danno un sostegno, sono un servizio alla cittadinanza, lo hanno dimostrato nei mesi di chiusure. Benissimo, cerchiamo di sostenere queste attività. In che modo? Cercando di essere appetibili, cioè di continuare a dare quel servizio in maniera assolutamente professionale e di restare al passo con i tempi, che significa ammodernare, sì, sicuramente, ma non dimenticarci mai di quella che è la qualità che noi dobbiamo trasmettere sia nei prodotti che nei servizi che offriamo alla nostra clientela, che diventa sempre più esigente, è vero, però è anche vero che il rapporto che si può costruire è a livello personale e non è quello statico dovuto e quindi basato sul prezzo come fanno le multinazionali, soprattutto del web. L'innovazione significa essere al passo con i tempi e quindi essere visibili sul web, secondo il mio punto di vista, quindi molti di noi commercianti hanno il loro sito, utilizzano piattaforme varie per la promozione dei servizi o dei prodotti. Io personalmente ho il mio sito
l'e-commerce, cioè, credo che ormai sia, bisogna essere al passo con i tempi per poter essere visibili, però non bisogna dimenticarsi che noi viviamo con il rapporto umano, quindi noi conosciamo personalmente ogni singolo cliente, siamo in grado di dare, come fa per esempio Nicoletta, più dei consigli, quindi diventano i nostri negozi, le nostre attività sono dei punti di scambio. Da noi si compra un prodotto, ma insieme viene fornita anche l'emozione dell'acquisto, non è ed è questo che ci deve tenere in piedi, ci deve dare Certo. quella forza e quell'ottimismo per essere positivi anche per il futuro. Certo, sì, grazie Luca Pasini. Andrei ancora da Andrea Camporese, vediamo se è tornato, diciamo, meglio il collegamento. Camporese mi sente? Mi sente Camporese? Ecco, purtroppo la vediamo a scatti. No, ci sono ancora qualche difficoltà di collegamento. Allora tornerei invece da Nicoletta, appunto da Nicoletta Alibardi. Nicoletta, oltre ad essere un punto di riferimento nel commercio, come diceva appunto Luca Pasin, ci sono dei negozi, delle attività che trainano. Ecco, di sicuro Nicoletta con la sua attività è una di queste. Audio Nicoletta? Microfono Nicoletta? Eccomi, scusate. Buongiorno innanzitutto. Non so se sono trainante, la verità è che sono sulla piazza da quasi 50 anni, per cui ho dimostrato assieme alla mia famiglia di aver resistito, anche perché cambiamenti in questi ultimi 50 anni ce ne sono stati tanti. Questo Certo. effettivamente ci ha messo a dura prova. Non possiamo assolutamente pensare che sia stata una passeggiata e non lo è ancora, perché tanti di noi siamo ancora sbigottiti, anche perché quando ti entra la gente, le persone siamo tutti un po' in difficoltà, abbiamo timore di sbagliare, di non rapportarci nella maniera corretta. Quello che mi auguro è che noi piccole attività di paese, che in questo ultimo anno penso abbiamo dato molto alla popolazione, perché c'è la possibilità appunto di entrare senza avere questi problemi di assembramento. Mi auguro appunto che il cliente finale non si dimentichi da adesso in poi, quando sarà liberato, che noi ci siamo stati e ci siamo sempre stati. Anche perché questo non è stato detto, ma è un concetto che a me interessa molto. Il paese vive se ci sono anche le vetrine aperte. Io capisco che il futuro è indirizzato al web, all'acquisto online, però il vivere il proprio paese, la propria città è anche merito di noi piccole attività che lasciamo queste luci accese, le porte aperte, creando quel sentimento che noi trasmettiamo al cliente, perché ci crediamo in quello che stiamo facendo. Certo, ecco, diciamo che l'abbiamo scoperto un po' tutti proprio per colpa, diciamo, di questo lockdown, quanto importante è stato avere i negozi appunto di vicinato. Vedo che Camporese ha preso la postazione di Alessandra, vediamo se riusciamo a sentirci meglio. Eccoci qua. Ecco, sì, volevamo appunto ribadire il collegamento andava e veniva. Sì, volevamo un po' ribadire questo concetto, l'importanza che abbiamo notato tutti ed è così, e i confesercenti e i commercianti lo dicono da sempre, quanto importante è mantenere accese le vetrine e adesso cercare di avere un sostegno affinché possano riprendere le loro attività con la forza e tutta l'energia che serve per ripartire, Camporese. Sì, le attività del territorio di vicinato sono veramente importanti, come diceva Nicoletta, perché le vetrine aperte sono un segnale positivo per il paese e per i cittadini stessi. L'amministrazione è sempre stata vicina in questo periodo per sostenere in vari modi le nostre attività, perché anche nel momento di Covid l'anno scorso abbiamo fatto le consegne da domicilio, tutte queste attività di
di promozione della nostra attività, anche se era chiusa, per essere veramente, dare un supporto logistico ai cittadini. Poi dopo naturalmente il negozio di vicinato funziona se il cittadino lo segue e viene nel nostro negozio. Anche il mercato settimanale, Certo. che si aumenta il martedì, con tutte quante le giuste precauzioni Covid, è sempre rimasto aperto tutto questo periodo, prima la zona alimentare quando era in zona rossa, adesso a regime. Certo, e questo è stato anche, diciamo, un grande sforzo che un po' tutte le amministrazioni hanno dovuto affrontare proprio per mettere in sicurezza il mercato e mantenere anche questo appuntamento importantissimo vivo nei singoli paesi. Eh sì, perché abbiamo dovuto attivare tutte quante le direttive dello Stato, poi naturalmente con Protezione Civile e Polizia Municipale abbiamo coordinato le entrate e le uscite per tenerlo aperto già dal primo giorno dell'anno scorso, quando c'è stato il Covid, dunque non è mai stato chiuso neanche un weekend. Ecco, e quindi abbiamo visto anche appunto quanto la gente si recava anche con molta attenzione al mercato, e questo spero sia anche la modalità per un po' rilanciare e far capire, far comprendere l'importanza anche appunto come dicevi te, del mercato appunto rionale in questo caso. Vediamo se abbiamo in collegamento anche il vice sindaco Scusate, Mario Ferresto. volevo dare Mario, un saluto perché prego, Pronto? prego, Andrea, no, sì, volevo Andrea, salutare scusami. tutti, volevo salutare Vai. tutti, siccome devo spostarmi per un altro impegno. Io volevo ringraziare per la vostra attività e quello che stiamo facendo tutti quanti insieme, anche che abbiamo un rapporto di sinergia attivo e continuo. E speriamo insomma che sia un'estate tranquilla, che si possa fare attività commerciali e altro, in modo da poter far vivere il commercio del nostro territorio. Grazie. Grazie ad Andrea Camporese, grazie appunto della sua partecipazione. Oggi abbiamo avuto qualche difficoltà di collegamento, ma il messaggio è arrivato chiaro, quindi grazie ancora ad Andrea Camporese. Appunto volevo vedere se riuscivamo a collegarci con Mario Ferraresto, vice sindaco invece di Stra. Salve, vice sindaco, mi sente? L'audio, deve attivare l'audio. Dovete attivare l'audio, Ferraresto. Sì. Eccoci qua. Sì. Salve. Però l'audio spento, Ferraresto, non la sentiamo. Vediamo se riusciamo a riprendere il collegamento, altrimenti mi sente. Vediamo se si collega, altrimenti passiamo un attimino da Alessandra. Alessandra, mi diceva. Ah, ecco. Ferraresto mi sente? Ha il telefono col muto, quindi non riusciamo a sentirla. Sì, pronto, Eccola qua, adesso la sentiamo. Vice sindaco, la sentiamo. Eccoci qua. Pronto? Sì, adesso la sentiamo. Giornata un po' complicata oggi con i collegamenti, vice sindaco, ma saremo appunto contenti di sentire appunto sì, noi la sentiamo. Pronto? Noi la sentiamo, noi la sentiamo. Niente. Alessandra, abbiamo delle difficoltà con il vice sindaco. Ci vuoi magari te illustrare intanto, Alessandra, che guardiamo se si collega intanto il vice sindaco. Noi la vediamo, se vuole provare a parlare. Sì, mi sentite adesso? Sì, noi adesso la sentiamo. Eccoci qua. Ecco, buongiorno, scusate, ma
No, adesso non la sentiamo più. Ha toccato qualcosa? Non la sentiamo più? Perché mi entra un altro microfono probabilmente, non lo so. Niente, io volevo salutare tutti quanti. Ci siamo persi un po' all'inizio dell'intervento dei commercianti di Noventa. Saluto comunque tutti quanti. Sono riuscito a sentire l'intervento di Camporese. Niente, cosa dire, come amministrazione anche qui a Stra abbiamo cercato di incontrare quelle che erano le esigenze dei nostri commercianti, che sono stati sicuramente molto, molto bravi e molto flessibili nel cercare di interpretare le difficoltà che indubbiamente ci sono. Hanno resistito, e adesso che c'è la possibilità di ripartire si sta cercando di vedere come poter in qualche modo dare loro una mano. Cioè, abbiamo cercato di facilitarli nell'ampliare il plateatico, in tutte quelle attività nelle quali potevamo in qualche modo come amministrazione essere presenti. C'è sicuramente da fare loro i complimenti per la tenacia che hanno avuto in questo periodo sicuramente molto, molto delicato, molto difficile. Però io passerei direttamente anche a loro un po' eventualmente la parola. Qui con me siamo ospiti della pasticceria Zaggia, abbiamo qui Silvia Nobile, e c'è con me anche Riccardo dell'osteria del Baccalà. Ecco, allora vediamo se riusciamo a parlare con i suoi ospiti. Sì, abbiamo qualche rientro in cuffia un po' fastidioso, perché ci sono forse un paio di telefoni accesi. Ecco, vediamo. Eccoci qua. Guardiamo se c'è un ospite appunto del vice sindaco. Sì. Alessandra, vengo da te perché vedo che ci sono alcune difficoltà appunto con il collegamento di Stra. Diceva il vice sindaco appunto che anche ovviamente l'amministrazione comunale di Stra ha cercato di venire incontro ai commercianti. Te che conosci, diciamo, bene il distretto, puoi aggiungere qualcosa riguardo appunto alla realtà anche produttive che ci sono in Stra? Sì, allora, da un punto di vista di attività di ristorazione, Stra è ripartita, diciamo, in maniera abbastanza normale. Mi risulta comunque ci sono un paio di attività che non hanno proprio plateatico, nel senso non hanno spazio esterno da destinare a plateatico. Anche qui a Noventa ci sono un paio di attività che mi vengono in mente che non sono proprio riuscite a riaprire, e non so se stiano facendo ancora soltanto asporto. Sono legate proprio a delle contingenze logistiche, se fuori non c'è spazio, non c'è spazio. Quindi non è, insomma, è un po' difficile. Poi tu tieni presente, noi siamo qui sotto, siamo in uno spazio a portico, e ci siamo messi qui sotto apposta perché c'era un bellissimo spazio esterno, ma stamattina dal rischio pioggia, e quindi il commerciante non ha solo il problema di esercitare, in questo caso il ristoratore non ha solo il problema di esercitare il proprio servizio al meglio, ma anche il rischio maltempo che prima non aveva fondamentalmente. Quindi veramente stanno facendo di quei sacrifici che definisco inimmaginabili, ma anche da un punto di vista psicologico è difficilissimo organizzare le giornate, è difficilissimo organizzare ovviamente l'approvvigionamento di materie prime, di personale. L'attività di ristorazione sono le attività più difficili dal mio punto di vista che esistono nell'ambito del commercio. E quindi tutto questo bisogna veramente dare loro un riconoscimento, purtroppo solo un riconoscimento a parole, perché altro purtroppo non sta arrivando. Quindi le due realtà abbastanza simili in questo. Del resto pensavo che l'altro giorno sono usciti i dati Istat sull'andamento occupazionale in Italia.
e sono dati certificati che nell'anno che abbiamo chiuso sono stati persi circa 900.000 posti di lavoro, cioè ci sono 900.000 disoccupati in più in Italia, e sono tutte delle partite IVA secondo me, perché in questo momento i lavoratori dipendenti non possono per legge essere licenziati, invece una partita IVA si può chiudere. E temo che qui dentro ci siano finiti, insomma, ci siano finiti soprattutto i lavoratori autonomi, ecco. Sì, e le attività, dopo ricordiamo anche le difficoltà ovviamente di far fronte ai costi fissi e alle bollette, agli affitti che ovviamente non si sono fermati, e questi ovviamente ha messo in ginocchio tutto. E appunto ripartire, mi diceva Alessandra, soprattutto per quello che riguarda la ristorazione, con ancora queste limitazioni, certo non facilita. E dopo, come state testimoniando anche voi oggi, i bar, le ristorazioni sono un po' anche degli accentratori, diciamo, di persone, e quindi dopo da lì anche gli altri negozi riescono ad avere anche più volano quando ci sono queste attività. Nicoletta, il tuo negozio, diciamo, è il settore dell'abbigliamento, invece come, diciamo, siete riuscite anche a superare questo periodo? Vi siete spostati anche sull'online, oppure, diciamo, come è andata? Allora, io personalmente non ho iniziato l'online, perlomeno il commercio, però logicamente ho dovuto adeguarmi a rendermi visibile con i social. Vai pure. Pertanto anch'io nel mio piccolo ho cambiato un pochino quello che è il sistema di vendita. Non lo so, cioè, allora, diciamo che piccole attività come la mia non sono proprio così convinta che la vendita online possa avere un futuro, perché comunque ci vuole anche personale dedicato, perché è un negozio parallelo. Io sono sempre preoccupata per quanto riguarda la questione dei resi, perché sappiamo che per quanto riguarda il mio settore è un argomento particolare, cioè mentre per quanto riguarda l'alimentare, bene o male, una persona si tiene quello che arriva con l'abbigliamento, quando cominciano a provarlo ci sono queste difficoltà. Per quanto riguarda il lavoro, io personalmente ho fatto i salti mortali, però dai, non mi voglio lamentare perché non è andata poi così male. Posso fare affidamento su una clientela affezionata, e come dicevo prima, il fatto che ci siano state tante realtà commerciali grandi che sono state chiuse sicuramente sono state veicolate in questi negozi più piccoli, e anche il mio. Certo, ecco, diciamo che abbiamo notato che spesso il contatto, l'online si è trasformato in una maniera per stare vicini, diciamo, alla propria clientela, più che non la vendita, quindi ecco, i gruppi WhatsApp con la clientela, quindi anche sfruttare le tecnologie e calarle su misura della propria realtà. Ma guardi, è ridicolo, però io ho ricevuto tanti messaggi da miei clienti in quanto ci dicevano: facci compagnia, facci sognare. Nel momento in cui ci sarà la possibilità di poter indossare questi abiti, perlomeno abbiamo già una visione, ma è stata più è una compagnia anche adesso, il fatto di che non ci siano cerimonie, che non ci siano eventi particolari, ma pubblicizzando comunque, per quanto mi riguarda, i miei abiti, le mie clienti non si sentono escluse, hanno una parvenza di normalità, ecco. Ecco, hai detto appunto facci sognare, staci vicino, e guardiamo se il collegamento con Stra riusciamo a ripartire. Eccoci qua. Adesso ti sentiamo molto bene. No, scusate del disagio, ma purtroppo è il bello della diretta. Ecco. Buongiorno a tutti, io sono Riccardo dello Stile del Baccalà da Linda, nativo di Stra, nativo di Noventa, però lavoro qui a Stra, abbiamo l'attività qui a Stra. È stato un periodo molto difficile, dobbiamo dire, però abbiamo fatto di tutto per trovare un'opportunità nella difficoltà, cercando di creare un servizio per i nostri clienti e per i nostri concittadini.
abbiamo rivestito su tutto quello che è il servizio delivery e takeaway, cercando sempre di dare una continuità che servisse poi per la ripartenza, per far capire comunque ai nostri clienti e amici soprattutto che gli eravamo vicino e eravamo tutti vicini, insomma, in questo momento difficile. Quindi ecco, adesso speriamo di ripartire nel più, insomma, al meglio, anche se ci saranno un po' di difficoltà, perché abbiamo già visto la settimana scorsa, anche con un po' nel fine settimana, che è stato l'assemblamento di persone, quindi è un po' difficile gestire anche più persone adesso, no? E quindi dobbiamo stare attenti alla salute per prima cosa e dare un servizio efficiente. Ma siamo fiduciosi che, insomma, l'estate ci riporterà anche un po' di libertà e un po' di lavoro. Certo, ecco, c'è stata molta polemica sulle chiusure alle 11 di sera o meno. Ecco, come la vivete, diciamo, perché questa ora di differenza tra le 10 e 11 fa sorridere molte, però in realtà potrebbe essere una finestra in più per chi ha attività legate appunto alla ristorazione. Sì, diciamo che nel nostro settore quell'ora di ossigeno è un'ora fondamentale, perché ci permette di lavorare a pieno servizio e dà anche al nostro cliente un servizio diverso, c'è una possibilità di stare in tranquillità. Quindi noi riusciamo a portare la nostra attività durante il servizio cena e speriamo che ce lo diano questa ora, perché fino alle 10 le persone alle 9:30 devono alzarsi, quindi sei contento a fare solo quelle persone che possono intanto venire e che sono vicine al nostro paese, e quindi limitano tanto, ecco, limitano gli ingressi ai nostri locali, ecco. Certo. Perché abbiamo fatto di tutto per portare a norma i nostri locali. Adesso, lavorando solo all'esterno, abbiamo avuto gli ampliamenti e ringraziamo anche il comune di Stra per questo, e speriamo, insomma, di riuscire in qualche modo a tamponare fino a che si arrivi a una riapertura totale in sicurezza, ecco. Certo, anche perché appunto se la finestra, diciamo, è più breve è più facile che ci sia concentrazione di persone, mentre magari più spalmate negli orari forse si riesce a organizzare anche meglio, diciamo, le prenotazioni e quindi avere meno assembramenti, Riccardo. Certo, questo è fondamentale. Ecco, adesso stiamo vedendo appunto che probabilmente questo coprifuoco pare fra poco calerà, speriamo bene. Pasin, questo diciamo è fondamentale anche per un po' di serenità alle persone, sapere, diciamo, di essere un po' più rilassate e quindi, diciamo, riprendere un'attività più possibile normale e quindi vivere con più tranquillità anche il centro. Allora, io direi intanto che a parte lo slogan di Confesercenti, che è "se vive il commercio vivono le città", già il fatto, al di là delle difficoltà oggettive di collegamento, cioè il fatto di trovarci qui oggi a bere un caffè seduti è già positivo, no? Io credo che le persone, cioè il vivere sia fatto di socialità, cioè, l'essere umano ha bisogno dell'interscambio, del contatto fisico, quindi una volta che ci saranno queste modalità nuove, via via si ritornerà a quello che ho detto prima, quindi ad una nuova normalità, ma sicuramente una leggerezza nell'affrontare la vita quotidiana, e speriamo anche a una, come diceva Nicoletta, che i nostri clienti si ricordino di quanto sia prezioso il commercio di vicinato. Adesso non abbiamo fatto un giro per il mercato, ma se noi vediamo, non dico che i banchi del mercato di Noventa siano pieni, ma vedere che la città riprende vita e quindi nonostante il mercato non sia mai stato chiuso durante questi mesi, la frequentazione era comunque scemata. Adesso invece si ritorna a vivere la città in una maniera un pochettino più coinvolgente.
certo è che appunto stiamo aspettando queste nuove direttive per poter ospitare anche i turisti che più per Stra che per Noventa, ma io mi auguro che Noventa, che di fatto è l'inizio della Riviera del Brenta, possa in un prossimo futuro essere collegata all'OGD della Riviera in maniera effettiva, cioè quindi fattivamente vengano operate quelle scelte politiche amministrative che ci porteranno ad intercettare quel pubblico, quei turisti che vengono anche dall'estero per vedere quelle bellezze che sono la Riviera del Brenta è conosciuta in tutto il mondo. Nei prossimi mesi stiamo lavorando, le amministrazioni stanno lavorando ad un progetto che ci permetterà di essere appetibili anche quindi con le nostre attività commerciali per quei turisti che ci auguriamo possano ripopolare le nostre città. Certo, turisti e anche dicevamo le persone stesse che devono un po' prendere un po' più fiducia perché c'è ancora tanta paura, tanto timore appunto nell'uscire, nell'andare appunto anche a fare le compere e questo diciamo può essere ed è senz'altro legittima come paura vista diciamo purtroppo tutto quello che è successo. Guardiamo se abbiamo ancora con noi il vice sindaco. Volevo sentire una sua battuta. Ecco, vice sindaco, prima parlavamo con Luca Pasina anche dell'importanza che ha il turismo come indotto ovviamente in tutte le realtà commerciali. Ecco, in questo senso si riesce a programmare qualcosa per anche per quest'estate? Sì, diciamo, noi abbiamo la fortuna come territorio Stra e anche Noventa Padovana comunque di essere in un'asta molto, molto interessante per quanto riguarda il turismo non solo locale ma anche in particolare straniero. Abbiamo la fortuna di avere una Villa Pisani qui molto vicina che attira veramente un numero incredibile, che attirava un numero incredibile di turisti, ma che li attirerà sicuramente anche alla riapertura completa, perché in questo momento pur essendo accessibile la villa durante tutti i giorni della settimana, però per esempio il fine settimana bisogna ancora prenotare la visita e questo riduce molto la frequentazione. Però diciamo che come amministrazione stiamo pensando a tutta una serie di attività per fare in modo che questo turismo vada a portare benefici a quelle che sono le attività commerciali che sono veramente molto vicine in particolare a questo interessante sito molto frequentato e molto frequentato. Quindi sicuramente è una delle cose sulle quali ci dobbiamo concentrare molto. Abbiamo già presentato, ne faceva riferimento anche Pasini, stiamo presentando dei progetti che vedono proprio questa volontà di mettere in rete i vari commercianti con delle modalità che possano usufruire proprio di questa presenza di turismo che ci auguriamo molto presto ritornerà, se non al 100%, comunque in maniera massiccia. Certo, quindi grazie al vice sindaco Mario Ferraresso di questa appunto sua presenza. Abbiamo qui adesso ecco, ci vuole indicare chi è la... Ecco perché... Buongiorno, sono Silvia della pasticceria Zaggia di Stra e volevo dire che è stato un periodo molto molto duro, però ringrazio i clienti che ci hanno sempre caricato e dato stimoli di lavorare e quindi noi non abbiamo mai chiuso, mai mollato con tante difficoltà. E noi viviamo nella piazza e la piazza bisogna sia viva perché sennò se muore la piazza muore il paese e quindi ce la mettiamo tutta e grazie anche comunque al comune che ci ha sempre aiutato e mai complicato le cose, quindi stiamo tirando avanti e sempre positivi.
Ecco, credo che veramente le vostre attività, l'attività dei bar, delle ristorazioni, sono quelli che veramente hanno inventato di tutto, perché insomma ha aperto, chiuso, orari, seduti nei tavolini, fuori dai tavolini e dentro. È stato veramente, penso, complicato appunto per questa attività. Alessandra, io direi siamo quasi in chiusura, se vuoi magari fare un giro con i nostri ospiti e appunto anche salutare quelli che sono tutte le persone che sono anche in collegamento con noi, e ricordiamo appunto quanto le attività del commercio hanno sofferto, ma soprattutto quanto abbiamo visto adesso con la titolare della pasticceria, quanto lottano per continuare ad essere aperti, e adesso si spera solo che torni ovviamente un po' di serenità in queste attività. Sì, non si sono mai persi d'animo. Adesso stiamo, anche se con un po' di fatica, cercando di programmare delle attività estive e autunnali. Va fatto un plauso, perché molti di loro stanno scavando il barile, nel senso accedendo ovviamente a quelle che sono anche le risorse, no, i risparmi, e quindi il lavoro per queste persone è la vita, non è un optional, non è una cosa, è proprio la vita a tutto tondo. Molte sono imprese familiari e quindi non lavora soltanto una persona, ma lavorano spesso anche tutta la famiglia. Quindi io spero che col recovery plan ci sia un'attenzione a queste realtà. Noi in Italia non ci possiamo permettere di perdere gli esercizi di vicinato, perché rappresentano l'anima dei nostri territori. Quindi io mi auguro, insomma, la politica che si sta facendo a livello nazionale, a livello europeo, tenga presente anche questa peculiarità italiana, una delle tante peculiarità. E Sì. speriamo, ecco, in un'estate migliore di quella dello scorso anno, di un inverno, ecco, speriamo in un'estate diversa dall'inverno che abbiamo vissuto, Certo. e che non ci sia mai più un Natale come quello che abbiamo vissuto quest'anno. Certo. Io vi ringrazio te, Ivan, ringrazio tutta Confesercenti per questo palcoscenico, insomma, che comunque ha il suo significato per dare voce al territorio, e saluto tutti gli ospiti, in particolare le 2 amministrazioni, saluto poi gli ospiti di STRA, che sono Riccardo Franceschi e Silvia Nobile, in rappresentanza dell'Osteria del Baccalà e della pasticceria Zaggia. Qui io ho condiviso il tavolo del caffè di stamattina con Luca Pasin di Salus Caffè e con Nicoletta Libardi, Nicole, abbigliamento Nicole, però anche presidente dell'Associazione alle Vetrine di Noventa. E ecco, a te la parola finale. Bene, no, ecco, è stato un piacere appunto conoscere meglio queste realtà, ma questo d'altronde è l'intento di Confesercenti, conoscere, grazie ai distretti, conoscere però anche i territori, e credo che questo faccia bene a tutti, conoscere appunto meglio le nostre cittadine così vicine, e che sia stato, diciamo, questa un'opportunità per riscoprirle e viverle meglio. E quindi speriamo appunto di tornare più presto possibile alla normalità, e a vivere i centri di questi paesi che sono unici, come ricordava anche Nicoletta e anche Luca Pasin, che sono veramente delle perle del nostro Veneto, della nostra Italia. Quindi io ringrazio i nostri ospiti di oggi, ringrazio appunto tutti voi, e per quanto riguarda gli appuntamenti con i distretti del Veneto centrale, distretti di Confesercenti, per martedì prossimo. Grazie a tutti e buona giornata ancora. Grazie. Grazie.